Ciao a tutti, la nostra meta di oggi è Pradellerta, posta a 860 metri di altitudine sopra Valdobbiadene. Per raggiungerla prenderemo la strada per Pianezze, via San Francesco, e la seguiremo fino al tornante 10 dove svolteremo a sinistra su strada della Colonia. Da questa, tramite una strada sterrata, arriveremo all'agriturismo Balcon e da lì scenderemo verso Pradellerta. Torneremo poi scendendo per strade forestali verso la frazione di Ron. Partiamo dal parcheggio del cimitero di Valdobbiadene e saliamo verso il centro. Poi prendiamo via Roma e cominciamo a salire. Ora via Roma diventa via San Floriano che tra poco più di 1 chilometro ci porterà all'omonima chiesetta. Eccoci arrivati alla chiesa di San Floriano che si trova a circa 100 metri sopra il centro di Valdobbiadene. Vale la pena fare una tappa per ammirare il paese dall'alto. Valdobbiadene. E sullo sfondo il Montello. Oggi abbiamo avuto la fortuna di trovare aperta la chiesa, per cui diamo un'occhiata veloce. Mi scuso per le riprese traballanti, devo migliorare sicuramente. Ok, proseguiamo su via San Francesco in direzione Pianezze. Saliamo per 8,1 km fino ad arrivare al tornante numero 10 a 986 metri di altitudine. Per arrivare fino a là dovremo superare 570 metri di dislivello con una pendenza media del 7%. In questa prima parte del percorso la strada è in ombra e l'aria è molto fresca. Poi arriveremo sul pendio che si intravede ogni tanto sulla sinistra. La strada procede sempre in salita e lo farà fino a Pianezze, anche se noi la lasceremo prima. Gli alberi alla destra impediscono al momento di vedere la pianura. Siamo al quarto tornante a 662 metri di altitudine.
Ci fermiamo un momento. Voglio vedere se riesco a individuare Pra dell'Erta sul pendio di fronte, ma non ci riesco purtroppo. Proseguiamo. Settimo tornante. Qui non ci sono più alberi a destra della strada. Ci fermiamo per dare un'occhiata. Dovremmo essere sugli 800 metri di altitudine. Ora si vede meglio. Il fiume Piave e oltre il Montello si vedono molto bene. I colli Asolani a destra e oltre di essi i colli Euganei in lontananza. Il massiccio del Grappa. Eccoci all'8° tornante, ancora 2 e lasceremo via San Francesco. Tra poco arriveremo al 9° tornante con l'innesto di strada Pian de Ferney che porta, dopo più di 2 km, all'omonima località. C'è anche una bella luna lassù in alto. Ci siamo quasi. Arrivati al 10° tornante, qui siamo a circa 990 metri. Ora svoltiamo a sinistra su strada della Colonia. È sterrata ma sembra asfaltata. Il tratto da via San Francesco all'agriturismo Balcon è di circa 4,4 km per 150 metri di dislivello. Una statua solitaria. Salendo a destra si va alla casa San Giuseppe, ma noi proseguiamo per l'agriturismo Balcon. Un'altra sbirciatina al panorama. Secondo il navigatore qui dovremmo proseguire dritto. Come Carrabile non sembra molto frequentata, però è bella e si percorre senza difficoltà. Mi chiedo se un'auto qui possa passarci. In effetti mi pare piuttosto stretta. E si stringe sempre di più, ma siamo sulla strada giusta. Ora è diventata addirittura un sentiero. I dubbi diventano più forti, ma il navigatore dice di proseguire per di qua. Noi proseguiamo, ma a piedi. Se moriamo qui ci trovano fra 50 anni. Fortunatamente sembra che siamo arrivati. Tiriamo un bel sospiro di sollievo. Questo dovrebbe essere l'agognato agriturismo Balcon. Però non c'è anima viva. Il posto è bello, non c'è che dire. Però scopriamo dal cartello che è aperto solo nel fine settimana. Peccato, mi sarei davvero gustato un panino e una birra. Ma visto il panorama, senz'altro ci torneremo. Ci spostiamo nel parcheggio e ci mangiamo uno snack.
Metto in sovrimpressione i nomi di alcune località. Ripartiamo. Dobbiamo scendere da qua. Questa innocente strada in realtà è piena di sassi grossi, taglienti e mobili, ed è molto più ripida di quanto non sembri. Dall'agriturismo a Pradell'Erta ci sono circa 1,2 km per 150 metri di dislivello. Speriamo non sia tutta così. Laura ha deciso di procedere a piedi, cosa che è senz'altro meglio fare quando non ci si sente sicuri. Perché rischiare di farsi male? Qui va un po' meglio. Una coppia di tedeschi sale ansimando, ma noi dove dovevamo girare? No, era prima. Qui pare. È tutto prato, ma eppure il navigatore dice per di qua. Dobbiamo individuare l'imbocco del sentiero che porta a Pradell'Erta. Ma dov'è? L'abbiamo passato? Ah, eccolo. Cosa? Giù di qui? E poi chi risale? No, meglio farsela a piedi. Dovrebbero essere circa 160 metri per 20 metri di dislivello. È molto ripido e con le tacchette sotto le scarpe si fatica un po', ma forse ce l'avremmo anche potuta fare, ma non siamo né giovani né allenati e non ci va di rischiare. Enrico l'avrebbe fatta sicuramente tutta in bici, discesa e risalita. Temo l'effetto valanga. Ancora non si vede. Ehi, c'è un cippo laggiù. Sarà lì. Oh, finalmente ecco Pradell'Erta. Dopo essere salito, Laura mi raggiunge mentre un nugolo di tafani cerca di mangiarmi. Beh, la meta l'abbiamo raggiunta. Ora è il momento di tornare. Certo che questa zona non deve essere molto trafficata, però è bellissima. Il fondo è buono. Qui, se andassimo su a sinistra, torneremo sulla strada della Colonia, ma noi proseguiamo verso Ron di Valdobbiadene. Da qui a Ron mancano circa 6 km per 600 metri di dislivello, il che significa una pendenza media del 10%. Qui comincia il cemento, indicatore di forte pendenza. Ci sono parecchi tratti in cemento. Si scende rapidamente. Durante tutto il percorso, Laura ha visto numerosi ciclamini e ora ne vuole fotografare alcuni. Sembra proprio di essere fuori dal mondo. Come già detto, la strada è molto ripida e in molti punti supera il 10%. Ah, Enrico, se fossi venuto ti saresti divertito moltissimo.
Siamo all'altezza di San Floriano, i cui cipressi si scorgono sulla sinistra. Manca poco alla frazione di Ron. E infatti eccola qui. Riattraversiamo il centro. Beh, come uscita ed esplorazione è stata molto bella. Spero che questo video stimoli qualcuno a ripeterla. Per il momento, alla prossima!